Perché lì Sciorigno, io sono stato anche a Rio, quindi sono andato allo Scenarium, tu conosci lo Scenarium? No, qual è lo scenario? Vabbè, se non conosci lo Scenarium. Ma di chi stiamo parlando? Lo Scenarium, allora, Qual è lo scenario? No, lo Scenarium all'Apa, che è l'unico Sì. posto dove si può andare a Rio la notte, la Sì. sera per sentire musica, Sì. ci sono vari localini dove si mangia, si sente, soprattutto Sciorigno, Sì. perché fanno e poi c'è il più buffo, più curioso, il più strano locale del mondo, che si chiama Scenarium, che sono 3 piani di mercato antiquariale, ma non si vende niente, ma fonografi a tromba, gatti, cose, cabine telefoniche, quadri, un inferno di come piace a me, di ridondante di porcherie vecchie, divani buttati là, e lì finalmente fanno musica, eccetera. E poi sono uno spazio molto grande, 3 cose, poi c'è discoteca, poi c'è invece musica live, ao vivo, come dite voi carioca. Ah, sì, certo, ma è quello. Ho capito, ci devo andare una sera. Non sono andato. Siamo andati tutti nei localetti più piccoli, Carioca da Genova. Quello lì, vicinissimo al Carioca da Gema. Quella zona lì. Ma Al Carioca da l'Apa, Gema pure fanno musica. Sì, l'Apa è tutta una zona, no, di antiquari. Tutta la Mi zona ricordo di c'era un ma lo mercatino. scenario è il più impressionante perché proprio sono 3 non lo piani, vedemmo. è Ci hanno stranissimo. raccontato, Riva ci ha raccontato di questo posto. No? Sì. Oh, qui stanno, oltre alla trasmissione radio, Eh. loro stanno facendo Il documentario su un Bollani, documentario su Bollani. non so perché. Bollani Se tu hai uomo voglia, se tu hai voglia, a un certo punto ti fanno una domanda. dalla nascita ai giorni nostri. Dalla morte. Ah, Dalla morte. Ti fanno l'ho una detto domanda. Perché lo sai, io cercavo una canzone, credo la canti a Bilem. Io, tu, la luna e sol, inferno, inverno. Eso es el amor, cia. Ma si chiama Esso es l'amore. La luna C'è un è testo sol, fantastico. primavera, No, inverno, inferno. Sì. Estate, calor. no, estate, questa è la traduzione italiana. ok. Verano, una mano, primavera, la espera, verano, una mano. Perché io mi ricordo estate, calor? Eso es el amor. Poi cambia il tempo e diventa dammi un beso, 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 dammelo por Lo conosci in favore. italiano. Allora io Sì, sapevo signor. inverno, inferno, estate, Sì, calore. la facevano anche i ciacaccias, che erano... Ridete voi. Ciacaccias era un gruppo che lanciò in Italia il cia, ma È in mentre... italiano? no, erano No. francesi. Ah. Ma mentre però vennero in Italia, Tante mentre i nostri facevano i cia della segretaria, Ah, che non vuole dattilografare. cia della segretaria, segretaria, della dattilografa, quella lì, oppure il cia di Riccardo Ravi, Michelino si chiamava uno che faceva il cia, Michelino faceva la specialità di cia, invece appunto i ciacazza facevano bene cia e facevano il loro cavallo di battaglia che era Eso essere amore. Esso è l'amore. Però io sono l'hanno tradotta anche in italiano. Ma forse è Bilin la faceva. Perché mi ricordo questo Sì. inverno, inferno, estate, calore. Però io ti dico una cosa, che credo che sia nel mio disco di quelli della notte, Eso essere Ah, sì? amore, Ah, sì. che io facevo lì le cose a richiesta e forse c'è più quella roba, credo di averlo fatto. Che lei è in tutti questi film poi di Totò. Ho Come visto no, un film come di no, Pietrangeli, Lo scappolo. Che loro Beh, vanno a poi c'era la vedere rosa, il Cugat famoso e episodio della rosa che le misero una rosa nel petto del Bileno, sai? Perché una era censura troppo- Rai. La censura Rai, perché lei era troppo, aveva questo seno, Procascia, sì, eccetera, allora le misero non so chi, il direttore generale telefonò e gli misero la rosa nel petto che non faceva coprire. vedere Lei l'anfano. aveva sposato Cugat e poi dopo si Stava separò Cugat, dicendo cosa? lui era un padrone, io ero diciamo il suo terzo cane.